Paolo Gucciardo, vicepresidente dell'Ordine regionale dei notai, nonché presidente dell'Ordine dei notai di Agrigento. Sabato un convegno proprio sull'ordine alla presenza di tante personalità. Ecco, quali saranno i temi particolarmente trattati? Allora, sarà un convegno molto interessante perché saranno trattati i temi di diritto amministrativo, o meglio, quelle norme del diritto amministrativo che vengono declinate nell'attività notarile. Quindi negli atti notarili, quando una delle parti è una pubblica amministrazione o un ente pubblico, si devono osservare delle regole e delle formalità particolari, ma il tema che interessa, credo, le istituzioni, la città di Agrigento in particolare, è il tema delle fondazioni di partecipazione, che è il tema di punta di questo convegno. Sappiamo che le fondazioni di partecipazione sono uno strumento privato che viene però sempre più utilizzato in tutto il territorio nazionale dagli enti pubblici per realizzare delle esigenze di utilità collettiva e generale. Tuttavia si tratta di uno strumento privato che presenta delle grandissime opportunità, però è anche foriero di grandi rischi. È quello che noi vogliamo dire in questo convegno. Vogliamo dare delle proposte, dei suggerimenti, sicuramente non delle soluzioni a tutti i problemi, perché la vera soluzione è quella del case by case, cioè ogni fondazione ha una sua struttura particolare e quindi le norme che si devono applicare dipendono da questa struttura. Una location particolare, quella del Pirandello, con un programma anche abbastanza ricco? Sì, intanto una location molto prestigiosa, quella del Teatro Pirandello, e mi corre l'obbligo di ringraziare il presidente della fondazione, l'avvocato Alessandro Patti. E in questa cornice meravigliosa noi tratteremo appunto diversi temi di diritto amministrativo, come dicevo le fondazioni di partecipazione, ma anche le società partecipate, anche l'antiriciclaggio, cioè il titolare effettivo delle pubbliche amministrazioni. Quindi tratteremo il tema dell'intervento degli enti pubblici negli atti notarili in tutte le sue forme. E devo dire, relativamente alle fondazioni di partecipazione, saranno anche sviscerati alcuni problemi se si tratta di enti a cui si applicano le norme sui contratti pubblici, se c'è una responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori dei dipendenti, se sono considerate pubbliche amministrazioni, ovvero enti di diritto privato sottratti quindi alle formalità a cui invece devono attenersi le pubbliche amministrazioni. Ci aspettiamo una grande partecipazione per i colleghi che provengono da tutta Italia, ma in particolare chiaramente dalla regione di Sicilia. Proponiamo anche dei percorsi enogastronomici. Il nostro intento è quello di valorizzare come sempre il territorio di Agrigento e la sua valle.